Benvenuti, tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità della nostra squadra del cuore. Guardiamo il video. Ora tocca a Mertens parlare. Signor Sindaco, cari amici napoletani, 12 anni fa sono venuto in questa città per firmare per il Napoli. Ma oggi non sono qui come calciatore, ma come un uomo che si è innamorato di una città. Vorrei quindi ringraziare il sindaco, l'amministrazione comunale e tutti coloro che hanno reso possibile questo gesto, che mi tocca profondamente. Sono qui non solo per quello che ho fatto sul campo, ma soprattutto per la vita che ho vissuto fuori dal campo. Napoli è caotica, rumorosa, a volte un po' sporca, ma chi vede solo questo non ha mai veramente conosciuto la città. Per me è la vista da Palazzo Donanna, con il Vesuvio sempre lì. Le mie giornate iniziano lì con un caffè e a volte finiscono lì con un bicchiere di vino. Sono stato a Capri, a Ischia, che sono paradisi. Ma il paradiso è qui. La stessa passione che si vede allo stadio, da parte dei napoletani, si vede in tutto. In famiglia, nell'amicizia, nelle discussioni, in tutto. Qui ho capito che basta poco per essere felici. Sole, buon cibo e buona compagnia. Questa città mi ha trasformato fuori dal campo. Mi ha fatto capire cosa significa sentirsi a casa. Qui ho costruito la mia famiglia. Ho dato a mio figlio un nome tipicamente napoletano perché porti sempre con sé questa città. Napoli sarà sempre nel mio cuore e, da oggi, grazie a voi, sono anche un po' nel cuore di Napoli. Ancora Mertens, che si commuove. Se sono qui oggi, è anche grazie a persone molto importanti nella mia vita. Voglio ringraziare i miei genitori. Driss inizia a piangere. NDR, grazie per l'educazione e l'amore che mi avete sempre dato. E poi la persona più importante, mia moglie. Avevo 16 anni quando siamo diventati una coppia. Nei momenti cruciali, è sempre stata la roccia della famiglia. Grazie a lei, sono la persona che sono oggi. Nessuno è perfetto, ma lei è molto vicina alla perfezione. Mi sento molto onorato di averla al mio fianco. Con affetto, grazie di tutto, a Kat, presente in sala. Giovanni Di Lorenzo è stato tra i peggiori nella partita, ovviamente disastrosa a livello collettivo, che ha visto l'Italia soccombere 3-0 contro la Norvegia. Fai un passo indietro, ti sembra di aver rivisto una partita di 2016 euro. C'è rammarico e delusione per una partita del genere. Abbiamo perso il primo tempo. Ora abbiamo questi 2 giorni per preparare la prossima partita e correggere gli errori commessi nella partita contro la Norvegia. È un problema di stanchezza? Siamo a fine stagione, è vero, ma lo sono anche le altre squadre. Quando si gioca una partita così, ci sono tante cause negative, sia fisiche che mentali. Rivedremo la partita con il mister e cercheremo di non commettere questi errori. Sappiamo che con questa partita abbiamo compromesso la nostra posizione nel girone, ma ci sono altre partite e dobbiamo voltare pagina subito e vincere. Vincere segnando gol e facendo buone prestazioni. Ora inizia un lungo purgatorio, probabilmente fino ai play-off. Vogliamo tutti andare al mondiale, questo è l'obiettivo. E sappiamo che con questa sconfitta abbiamo compromesso un po' il nostro percorso. Però ci sono ancora partite da giocare e lunedì dobbiamo vincere. Una sconfitta dopo l'altra. Non c'è il rischio di una psicosi. No, non può succedere. Quando ci sono prestazioni come queste, è giusto ricevere critiche, analizzare le partite, ma abbiamo ancora delle partite davanti che dobbiamo vincere. Arrivano conferme sull'approccio del Napoli a Rafael Leão. Non solo Repubblica, ma anche l'edizione odierna del Mattino parla di questo interesse e parla di un primo contatto tra il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, e l'entourage dell'esterno portoghese, che non è più convinto di rimanere al Milan. Con l'arrivo di Allegri sulla panchina del Milan, il portoghese sta facendo altre valutazioni. Da tempo è aperto a un possibile allontanamento dal Milan. La prospettiva di un trasferimento al Napoli si avvicina. Manna ha avviato un dialogo con l'entourage del portoghese, ma l'arrivo di Allegri solleva interrogativi. Se Leão decidesse di lasciare il Milan, il Napoli sarebbe lì e molto interessato, afferma il giornale. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Pensi che Leão sia un buon nome per il Napoli? O no? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Guarda il video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!